Il giovane ex consigliere UDC Simone Venturini sarà il capolista della civica Luigi Brugnaro sindaco. Un modo per avvicinare il mondo della politica a una candidatura fuori dagli schemi dei partiti come quella del presidente di Umana. Porterò la mia esperienza di 4 anni di consiglio comunale, spiega Venturini, passati a lottare per la trasparenza, per i conti in ordine, contro l'illegalità, l'abusivismo e le occupazioni delle case. Porterò anche una visione di Marghera, della terraferma, di quello che io considero i problemi più grandi di questa città e porterò anche la voglia di portare dei giovani in politica, perché insieme a me molti giovani stanno seguendo Luigi Brugnaro in questi giorni, in queste ore, nelle municipalità e nei consigli comunali ci saranno sicuramente molti candidati giovani e giovanissimi. Politica, riflette l'esponente centrista, è una parola che in questi giorni non va molto di moda e che va liberata dalla sua accezione negativa, dimostrando coi fatti che non è tutto marcio. C'è una politica buona, quella delle persone normali che ogni giorno fanno un lavoro e poi a tempo perso fanno anche politica. È una politica locale che spesso vuol dire sacrificio e poco tornaconto personale. È una politica fatta sul territorio, quindi in mezzo alla gente che ti chiede di sistemare le cose che non vanno, dal marciapiede al cassonetto, il problema più grande come può essere il porto o l'aeroporto. È la politica di ogni giorno, quella che Luigi Brugnaro vuole interpretare e quella che spero di contribuire a fare anch'io al suo fianco.